Il Matera guarda tutti dall'alto, sorpasso sul Melfi, liquidato con 3 gol di scarto e primato in classifica dopo 14 giornate con 2 punti in più sulla squadra di Chiappini e sul Rutigliano. Su un campo insidioso per via della pioggia caduta sino a sabato notte sulla città dei Sassi, Magrini presenta una squadra diversa rispetto a quella scesa in campo da Adriano Irpino. Confermata la difesa a 4, Digno e Tomaselli si riprendono la maglia da titolare al centrocampo al posto di Marsico e Battafarano. L'ex Chiappini è costretto invece a rinunciare al pericoloso tridente. Astarita, Sparacio e i super bomber del torneo Sciarappa non sono in perfette condizioni e rinunciano al big match. La partita si accende già al quinto minuto. Tomaselli vede Garrone in aria, il colpo di testa vincente arriva però in posizione di fuorigioco. Un minuto più tardi è Galeano a cercare l'angolino, ma Ferri smorza la sua conclusione in angolo. 12°, Ragone scambia con Garrone e serve Tomaselli sulla destra, l'ala barese entra in aria e mira il palo più vicino. Ancora Ferri si rifugia in corner. Matera insiste e al 15° ci prova ancora con Galeano. Bella la progressione, da dimenticare il tiro. Il gol che cambia la partita arriva al 37°. Ragone è colpito duro da Ranellucci, sulla sfera va come al solito Galeano. La sua punizione è pilotata sulla testa di Garrone che schiaccia un pallone imprendibile per Abruzzese, è l'1-0. La reazione del Melfi non tarda ad arrivare, minuto 42. La punizione è questa volta a favore degli ospiti. Praino ci prova 2 volte, il primo tiro finisce sulla barriera, il secondo sbuca in aria e sbatte su Ginobili. La palla raggiunge la Salandra che da pochi passi realizza. L'arbitro annulla su segnalazione dell'assistente Fontanarosa. Nel recupero Digno riceve una gomitata nel contrasto aereo con la Salandra, è costretto ad uscire e nella ripresa entrerà Sciannimanico. Ripresa che si apre con un Matera che ha voglia di chiudere la partita. Al secondo minuto splendida fuga di Ragone sulla sinistra, cross perfetto sul secondo palo dove c'è Insanguine. Il bomber colpisce con la fronte troppo alta e il pallone schizza sopra la traversa. Al 7° clamoroso regalo al Melfi del direttore di gara, il signor Gaglione di Alessandria. Giudica da rigore questo tuffo di Pica, servito in aria da Praino. Le immagini dimostrano ampiamente la sceneggiata dell'attaccante. Dal dischetto va a Praino, ma sentita cosa è accaduto prima dell'esecuzione, a spiegarlo Galeano e Saviano. Sono andato da Saviano e gli ho detto di non buttarsi fino all'ultimo istante perché conoscevo il numero 10, quindi poi mi ha sentito e quindi magari... Ti ha anche ringraziato tu? Sì, mi ha detto grazie, comunque al di là della parata è stato lui eccezionale. Galeano mi ha detto di stare più fermo possibile e di muovermi alla fine. Gol sbagliato, gol subito, la legge del calcio è implacabile. Dopo 2 minuti il Matera chiude il match. Fuga di Garrone da centrocampo, il Gaucho entra in aria e restituisce la cortesia a Galeano. Per il fantasista è un gioco da ragazzi mettere la pala nel sacco. Io ho fatto fare il primo gol a lui, poi lui ha cambiato il favore e ha fatto fare gol a me. Comunque al di là di chi ha segnato ci tenevamo tantissimo perché era uno scontro diretto, quindi dipendeva tutto da noi. Ci siamo preparati benissimo questa settimana anche sotto la pioggia e credo che alla fine possiamo essere soddisfatti. Dopo il rigore parte il mini show di Saviano, al 12° chiude la strada a Pica con un'uscita strepitosa, al 21° sul corner di Dell'Olio nega la gioia del gol a Puca che colpisce a botta sicura da pochi passi. Salvato dalle prodezze di Saviano, il Matera chiude in bellezza, l'angolo di questa volta di Ragone, il portiere abruzzese respinge come può, ma si avventa come un falco Stam Donadoni per il 3-0, è il 23°. Per il Melfi l'ultima occasione arriva alla mezz'ora. Sparacio, entrato da un quarto d'ora, prova a segnare il gol della bandiera. Lo spunto è da campione, ma Saviano non si fa sorprendere nemmeno sulla deviazione di Poggiani. Il Matera festeggia con i suoi tifosi e il portierino di Reggio Calabria si gode il primo